Prima di tutto un saluto da parte del presidente dell'Istituto Veneto, Andrea Rinaldo, che stamattina doveva parlare a Trieste e non è riuscito a prendere un treno in tempo e ad arrivare in tempo. Quindi si scusa molto, ha seguito tutta la vicenda, ha seguito il film, lo conosce bene e ci sta seguendo a distanza, come un grande fratello, come dice giustamente Luca. Detto questo, io comincio con brevissimi ringraziamenti. Vorrei ringraziare Ilaria Pastrolin e Guido Aloia di Isola a Parigi, i quali mi hanno invitato a commentare dei film di un ciclo che si chiama Venezia è viva, che hanno tenuto a Parigi, e così mi hanno permesso di conoscere questo film e di pensare che forse sarebbe valsa la pena di invitare il detentore dei diritti, la detentrice dei diritti, che è Lina, che parlerà subito dopo, qui a Venezia. Il film non è mai stato visto a Venezia e su questo dirò subito due parole. Vorrei anche ringraziare Audrey Birrien, che appunto è la titolare e tutta l'equipe dell'INA, perché molto gentilmente si sono prestati a darci il film, a mandarcelo, a farci fare delle prove, eccetera. Vorrei ringraziare Luca Gentilini, che dirà due parole subito dopo di me, che ha sponsorizzato tutta l'iniziativa. E poi due soci dell'Istituto Veneto che mi sono stati particolarmente utili. Parlo di Sandro Franchini, che mi ha dato una serie di suggerimenti bibliografici, e Giampiero Brunetta, che parlerà fra un po' e che mi ha donato un manoscritto molto strano, del quale dirò proprio due parole subito dopo. Fatti questi ringraziamenti, quello che vorrei dirvi in due parole è perché il documentario mi è sembrato importante, interessante, e perché ho deciso di chiederne la possibilità di farlo vedere a Venezia, nell'ambito dell'Istituto Veneto nell'ambito di questo ciclo che abbiamo organizzato, che si chiama Le lezioni della storia 2026, che è il ciclo organizzato da Progetto Rialto, che quest'anno è intitolato Abitare Venezia, la popolazione fra passato e presente. Il film mi è sembrato particolarmente pertinente rispetto alle questioni che stiamo trattando all'interno di questo ciclo. È un film, come dicevo un momento fa, del tutto inedito a Venezia, non è mai venuto, è stato fatto nel 1969 ed è stato presentato solo alla televisione francese nel 1970, dopodiché appunto in Italia e a Venezia non è mai arrivato. Si tratta di un breve documentario fatto da una regista francese, Yannick Bellon, la quale le sue date di nascita e di morte sono 1924-2019. A soli 24 anni è stata premiata alla Mostra del Cinema di Venezia per un cortometraggio che in un certo senso rimanda molto a Venezia, non solo perché è stata premiata a Venezia, era giovanissima, ma anche perché si trattava di un film goémon, che vuol dire alghe, su una piccola isola in Bretagna, di fronte a Brest più o meno, in cui parla di resilienza, di resistenza degli abitanti di quest'isola e del paesaggio, un paesaggio del tutto particolare. Sono temi che poi riprende a distanza di un notevole numero di anni, quando la incaricano di fare un documentario su Venezia. Venezia nel 69, dopo l'approvazione della legge speciale del 1956, dopo l'approvazione del piano regolatore del 1959 e dopo che Italia Nostra si era impegnata in modo particolare per cercare di fare delle proposte alternative al piano regolatore del 59, siamo nel 61, con un librino che citerò brevemente. Yannick Bellon quindi è una regista e sceneggiatrice francese che poi ha fatto anche molti film di fiction con un atteggiamento molto coraggioso su questioni sociali e su questioni femminili.
Questo è un documentario ha fatto sia documentari che film di fiction. È comunque una regista piuttosto nota in Francia e sicuramente poi Giampiero ne parlerà da un punto di vista cinematografico interessante. È figlia di una fotografa molto nota, la quale ha fatto delle fotografie bellissime. In questo momento c'è a Parigi una mostra in corso al Musée du Judaïsme della madre. Per preparare un momento questo brevissimo mio intervento ho pensato di percorrere alcune tappe bibliografiche di questo periodo, perché credo che questo film ci permetta di capire che cos'era il dibattito in corso negli anni 60 a Venezia e non solo a Venezia, anzi questo è l'aspetto che è più intrigante. Da questo punto di vista vorrei citare questo librino pubblicato da Italia Nostra che si chiamava Venice and the Modern Man, Venezia e l'uomo moderno, 1961, in cui Italia Nostra dice bisogna che la città sia viva. Venezia come città museo non può essere difesa a lungo. Occorre prevedere attività, e sto citando, manageriali, amministrative, artigianali, culturali e di manutenzione che la rendano adatta all'uomo moderno. E insiste moltissimo su questa terminologia, l'uomo moderno, la città moderna. Poi mi sono andata a riprendere alcuni passi di due convegni importanti, uno nel 1962 e uno nel 1969, entrambi con il titolo Il problema di Venezia, tenuti alla Giorgio Cini, il primo organizzato dalla Fondazione Cini, in cui il problema di Venezia viene affrontato e viene affrontato in modi molto diversi nel primo e nel secondo. Tornerò brevemente su questo. E poi sono andata anche a rileggermi alcuni passi di visitatori illustri a Venezia, Foresti, i quali guardano Venezia in quegli anni. E fra questi uno è il manoscritto che mi ha generosamente regalato Giampiero Brunetta. Si tratta di un manoscritto molto curioso, anonimo, presumibilmente forse di uno studente, il quale racconta, sembra quasi un resoconto parola per parola, della venuta a Venezia di Richard Neutra, che era stato invitato allo IUAV da Giuseppe Samonà. Siamo nel 1948, quindi esattamente l'anno in cui Yannick Bellon fa il suo primo film alla Mostra del Cinema, e Richard Neutra, invitato a Venezia, prima di mostrare i suoi progetti, era stato invitato a parlare dei suoi progetti, prima di parlare dei suoi progetti racconta una serie di impressioni che gli fa Venezia e le sue reazioni rispetto a questioni di popolazione a Venezia, sovraffollamento, esodo, eccetera. Il secondo racconto di un visitatore non veneziano è quello di Guido Piovene, che nel 1957 pubblica Il viaggio in Italia con un grosso paragrafo su Venezia. Non ho il tempo in questo oggi di entrare nel merito di questi racconti, ma sono rimasta colpita dalla ripetitività di alcune questioni che sono esattamente le stesse che sono presenti nel film. Sovraffollamento, densità della popolazione, esodo della popolazione, diminuzione della popolazione, degrado delle pietre, urgenza degli interventi edilizi e modernità di uno sviluppo che tenga insieme le nuove attività produttive e l'ambiente costruito, dove l'ambiente costruito non è soltanto gli edifici, sono gli edifici evidentemente, ma è anche la laguna, la quale si trasforma in continuazione. E poi la questione della responsabilità. La responsabilità di Venezia. Chi ha la responsabilità di Venezia? E questo è il tema che mi ha intrigato di più e mi ha fatto pensare che fosse opportuno farlo vedere e ripensarci oggi. Cioè, chi deve farsi carico? Se Venezia è una città speciale, ma è patrimonio comune, chi deve farsi carico di intervenire in una città speciale come questa, ma che è patrimonio comune? A chi spetta il compito di intervenire, il compito della cura di una città come Venezia? La questione riguarda i veneziani, gli italiani o il mondo intero? Queste questioni sono, come sapete credo tutti, all'interno dell'agenda politica di tutti i politici locali e nazionali. In questo momento se ne parla moltissimo.
E per farvi capire fino a che punto la questione dell'autonomia o meno di Venezia fosse importante allora e in qualche modo ritorna nelle parole, negli slogan delle attività che ci circondano, volevo citare un brevissimo passo di Vittorio Cini, che nel primo dei due convegni, Il problema di Venezia del 1962, dice, è un'affermazione un po' paradossale, ma credo che valga la pena di leggervela brevemente. Poiché Venezia è patrimonio comune a tutti, tutti devono contribuire a conservarlo. Tutti gli italiani naturalmente, non gli stranieri, come con discutibile senso di opportunità, non voglio dire con scarsa sensibilità, è stato consigliato da taluni di fare. È affiorata infatti nel corso delle polemiche la proposta di far contribuire l'estero agli oneri per la conservazione di Venezia e di procedere a sottoscrizioni internazionali. Fu suggerito perfino, e il nostro presidente di questo convegno ne sa qualcosa, il presidente del convegno era Vittorino Veronese, che nel 1958 era il direttore generale dell'UNESCO. Lui aveva suggerito era stato suggerito di mettere Venezia sotto la tutela dell'UNESCO, come è stato fatto per i templi di Abu Simbel. Che gli stranieri intervengano nel dibattito su Venezia dobbiamo non solo consentirlo, ma desiderarlo, e la loro presenza qui ne è la conferma. C'era una quantità di persone presenti a quel convegno che venivano dai diversi paesi. Ma quanto a decidere e a provvedere spetta ai veneziani e agli italiani. Possiamo essere lusingati che Venezia susciti tanto interesse nel mondo ed apprezzare la nobiltà dell'offerta e ringraziare vivamente i Bauer, i Mauriac, gli altri grandi amici di Venezia, ma dobbiamo anche declinare l'offerta, anche se generosa, perché, ripeto, Venezia deve essere tutelata dai suoi cittadini con il doveroso concorso di tutti gli italiani. A 7 anni di distanza, nel 1969, nel convegno che ha lo stesso titolo, ma che invece di essere tenutosi sempre alla Giorgio Cini, ma non era organizzato solo dalla Fondazione Cini, ma anche dal Comune di Venezia, l'allora direttore dell'UNESCO, quindi successore del personaggio che abbiamo appena nominato, si chiamava René Maheu, e lo vedremo all'interno del documentario, su richiesta del governo italiano fa un appello di sostegno internazionale in risposta al quale ben una cinquantina di comitati privati di vari paesi risponde positivamente e poi si impegna, come sappiamo, con la fondazione, si costituisce la fondazione dei comitati privati stranieri per la salvaguardia di Venezia e quindi contribuiscono operativamente e tempestivamente con una serie di restauri ed è la storia degli ultimi 50 anni. Ora, tutto questo mi rendo conto che sto passandolo rapidissimamente, ma sono temi che mi paiono particolarmente pertinenti alle questioni che abbiamo sotto gli occhi e sotto il naso tutti noi. Ci torneremo, avremo occasione di tornarci più volte, lo accennerà anche, lo dirà anche Paola Marini subito dopo. Sicuramente sono dei temi che stanno molto a cuore all'Istituto Veneto e da questo punto di vista non posso non menzionare lo sforzo veramente a 360 gradi che sta facendo il presidente Andrea Rinaldo per cercare di mettere in piedi un appello a esperti di tutte le discipline, di tutte le materie per fornire idee, per fornire proposte, per darci proposte che riguardino Venezia di fronte a un cambiamento climatico i cui i ritmi si sono accelerati moltissimo e che quindi richiede una risposta a tempi controllati. E con questo vorrei dare la parola a Luca che brevemente ci spiega il fatto che ha contribuito in maniera generosa alla possibilità di organizzare questa iniziativa. Buonasera, io sono Luca Gentilini di Linea d'Acqua, che è una casa editrice, in realtà un gruppo di aziende culturali che opera su Venezia. E, in un certo senso il nostro rapporto con l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere e Arti e anche con l'associazione Progetto Rialto si è sempre sviluppato intorno a una convergenza di valori. Linea d'Acqua nasce come azienda che vuole occuparsi della promozione della cultura, della bellezza ed in generale dell'heritage veneziano. Quindi
il momento di avvicinamento all'Istituto Veneto anche attraverso la figura di Donatella, con la quale abbiamo una stretta collaborazione, e la collaborazione con l'associazione Progetto Rialto, è per noi un motivo di grande orgoglio. Una cosa che mi è piaciuta molto di questa iniziativa che abbiamo deciso di finanziare è che, come spesso è capitato anche per altre iniziative di questo tipo, è abbastanza commovente la reazione dei veneziani di fronte a, per esempio, come in questo caso, la possibilità di visionare dei documenti inediti. E ho notato anche su me stesso che spesso per noi sono più interessanti, più forti a livello emozionale i documenti che riguardano periodi storici che sono più vicini a noi. In questo caso perché sono più sorprendenti, più inaspettati e forse anche paradossalmente meno comprensibili. Quando con Donatella abbiamo visto per la prima volta questo film, io ne sono rimasto estremamente colpito, e la decisione poi, come spesso succede tra noi, con un entusiasmo rapidissimo e di cose che vengono decise in pochi minuti, abbiamo subito pensato a questa iniziativa. Quello che è importante anche nel rapporto tra Linea d'Acqua e proprio la persona di Donatella Calabi è una visione dei problemi non depressiva. Quindi in questo ci siamo incontrati subito, che è cercare di guardare la realtà in modo positivo. Scusi se ti interrompo, il ciclo di film di Parigi si chiama Venezia Viva. Non è un caso. Non è uno slogan, è un argomento serissimo, perché spesso non riusciamo a vedere la realtà in cui siamo, perché siamo condizionati da un'idea del passato. Per quello che penso io, la visione di questi documenti, come quello che vedrete oggi, vedrete una cosa molto forte, abbastanza inaspettata per certi versi, è utilizzare la visione di questo documento per comprendere meglio il presente, perché attraverso queste testimonianze noi possiamo comprendere meglio il nostro presente e dobbiamo utilizzarli in questo modo, non cadendo nella nostalgia, che è un sentimento che a Venezia va di gran moda. Mi ci metto anch'io tra questi, perché solo se capiremo veramente il presente in cui siamo calati, allora riusciremo a immaginare un futuro, che è quello che tutti auspichiamo per la nostra città. Grazie. Buona visione. La parola adesso a Audrey Birian, che rappresenta qui l'INA, e ci spiegherà brevemente che cos'è l'INA e di che cosa si occupa, in francese. Buonasera. Se avete problemi di comprensione, poi vi traduciamo man mano che lei parla. Buonasera. Volevo ringraziare l'Istituto e i suoi squadra per aver programmato questo documentario e per la loro accoglienza. E continuerò in francese. L'INA est l'Institut national de l'audiovisuel, est un établissement public français sous la tutelle du ministère de la Culture qui a été créé suite à l'éclatement de l'Office radiophonique et de télédiffusion française en 1975. Ses missions sont multiples, notamment la collecte, la sauvegarde et la gestion du patrimoine audiovisuel français, aussi bien son patrimoine radiophonique que télévisuel. Cela représente à peu près 2,5 millions d'heures de programmes, dont 100 000 heures de programmes sont sur pellicule. Nous avons à ce propos une équipe qui est dédiée à sa restauration pour pouvoir les diffuser, que ce soit en festival ou alors être réutilisés dans de nombreux documentaires de production récente.
et tel que ce documentaire de 1969, tourné pour l'émission Point contre Point, qui était le premier magazine d'actualité couleur de la télévision française. Et nous sommes donc ravis, 57 ans après le tournage, de cette avant-première à Venise. Je vous souhaite une bonne projection. Merci beaucoup. Ci sono stati problemi di comprensione, penso che fosse molto chiaro quello che ci ha raccontato Audrey. E a questo punto darei la parola a Giampiero. Non a Paola. Mi pare che abbiamo deciso che parli prima tu. Parlo io. Parli tu, Giampiero, sì. Intanto non vi parlerò di Yannick Bellon, che conosco poco, ma so che ha fatto dei film a un certo momento della vita. Dopo questo film ha fatto dei film di finzione molto forti, tra cui uno che si chiama L'amour violet, su una storia di stupro, e poi un'altra storia sul cancro femminile e un'altra storia sulle lotte delle donne per il riconoscimento dei loro diritti. Quindi è un personaggio interessante che si fa carico di occuparsi di Venezia con questo documentario che io non conoscevo, e quindi ringrazio Donatella per avermelo fatto conoscere, pur avendo la presunzione di conoscere molte cose del cinema a Venezia. E quindi mi è sembrato un documentario importante che ci parla ancora oggi. Quindi non ve lo racconto né commento per non levarvi il piacere di vederlo e di sentire appunto che al di là dei traumi di vedere l'Acquagranda e di sentire alcune testimonianze importanti che parlano di un'altra Venezia rispetto all'immaginario cinematografico e non all'iconografia, all'immagine di Venezia che era stata tramandata per secoli e aveva avuto una trasformazione lenta anche nel cinema. L'Acquagranda cambia e accade qualcosa, non solo questo film che per noi è inedito e non è stato mai proiettato in Italia, ma anche proprio per l'immaginario legato alla rappresentazione di Venezia. L'immaginario è stato in qualche modo fissato nel Settecento dalla camera ottica di Canaletto, cioè delle immagini sono state moltiplicate oltre Canaletto in milioni di copie, e quella Venezia lì è quella che è rimasta nel tempo, si è trasmessa nel tempo e è andata a formare un immaginario collettivo come una delle città più rappresentate del mondo nel tempo. Prima appunto le vedute d'ottica, poi che moltiplicano per un numero n le immagini di Canaletto. Ci sono nei Remondini di Bassano ci sono 12 immagini di Canaletto che vengono moltiplicate per un numero che noi non sappiamo di quante copie. Quindi una trasformazione lenta delle immagini di Venezia che entra nel cinema subito, dalla prima serata dei Lumière a Venezia, che nell'agosto del 96 al Teatro Minerva, in Calle 22 Marzo. Allora io mi immagino i veneziani, che so perché ho studiato anche i pubblici veneziani, che in folle vanno da Calle Vallaresso, da Piazza San Marco, gridando andemo alle vedute vive, e si vedono 5 vedute veneziane. 5 vedute perché questi geniali operatori Lumière vanno nelle città e proiettano immagini girate nel resto del mondo, ma proiettano immagini della città. Qua ne fanno addirittura 5.
di cui una, con grande rivendicazione di aver creato una cosa nuova, su un vaporetto, l'invenzione della prima carrellata della storia del cinema, un vaporetto che porta... Ma il vaporetto cosa fa rispetto all'immagine dei colombi in Piazza San Marco? Fa uscire Venezia dai fondi oro e la fa entrare nella modernità in qualche modo. E nella modernità o nella sua storia precedente, il cinema successivo, salvo i documentari di guerra della Prima Guerra Mondiale, ci immerge, ci parla i documentari anni 20, 30, 40, ci danno un'immagine fissa di Venezia, con anche immagini di abitanti ogni tanto, i mercati di Venezia, la gente che prende dalle barche frutta e verdura e se la tira su con un carretto. Ma l'immagine prevalente che arriva fino agli anni 60 è di una Venezia, da una parte malata, che porta la sua immagine romantica, dall'altra di una Venezia che sta in qualche modo perdendo le sue caratteristiche e è sovraffollata di popolazione, ma è ferma, è piena di problemi. E negli anni 50 il governo pensa bene di fare un documentario che si chiama 4 passi per Venezia, in cui racconta della storia magnifica di una famiglia di veneziani che in un giorno monta su una barca, insomma mette tutte le sue cose nella barca e trasloca nel quartiere a Marghera, insomma San Marco, e si ambienta immediatamente. La sera la mamma già prepara da mangiare per tutti, la figlia ha già un morosetto che trova e sono felici di questa soluzione nuova. È qualcosa che cambia. Qualche anno dopo, un altro film, un altro documentario di Ermanno Olmi, che poi lui 30 anni dopo in qualche modo abiurerà, girato con un giornalista del Gazzettino che si chiama Vittorio Cossato, celebra l'esistenza di 2 Venezie. Marghera non è un'altra Venezia, è un altro volto di Venezia, Venezia città moderna. La Venezia che mostra nella prima parte di questo documentario, siamo nel 58-59, è una Venezia che si muove a giro di valzer, quindi tutti i luoghi comuni del sovraffollamento turistico, della bellezza dei luoghi. Bene, a questo punto però ci sono anche altri documentari, ma c'è l'Acqua Granda di mezzo. E qualche anno dopo, un paio d'anni dopo, Montanelli gira un documentario che fa pandan a questo che vedrete e forse ricorderete perché è stato proiettato il 12 novembre del 69, in bianco e nero, era girato a colori, dalla televisione che allora era ancora un solo canale. Questo documentario intervista Valcanover, che era il sovrintendente, ma soprattutto ha un tono di questo tipo. Ci sono molti documentari in giro che parlano delle bellezze di Venezia, forse più belli di questo, ma che parlano dei tesori. Noi no. Noi parleremo delle miserie di Venezia, della morte e
del degrado inarrestabile di qualcosa, e lo dice in toni apocalittici, di qualcosa che sta portando alla distruzione la città. Spero che ci siano molti spettatori che vedano questo documentario, mi auguro che siano moltissimi, e comincia questo documentario molto forte, molto traumatizzante anche all'epoca, perché si comincia con qualcosa che poi ritroviamo anche nel documentario di oggi. Cioè uno dei responsabili della manutenzione della basilica, che monta in alto tra i pinnacoli e prende in mano dei pezzi di marmo, e questo marmo gli si sgretola tra le dita. E proprio l'assistere in questo documentario a ciò che va male a Venezia, a qualcosa che si è accelerato negli ultimi 20-30 anni come non era successo. L'inquinamento c'era, ma... E allora appunto viene capovolta l'immagine della Venezia che entra nella modernità grazie al petrolchimico di Marghera, che porta lavoro, che porta ricchezza, che porta un benessere che non c'era negli anni 50, e si fa i conti con quelli che sono i problemi che sono giunti a una diversa consapevolezza allora e che oggi ci parlano ancora. E per questo credo che sia importante vedere insieme questo documentario per la prima volta, perché non è un documentario del 69, è un documentario che è ancora con noi. Grazie Giampiero. Darei la parola a Paola. Grazie. Buonasera. Della Fondazione Comitati Privati per la Salvaguardia Stranieri per la Salvaguardia di Venezia. Ho detto giusto? No. Sì, è associazione. Allora, Associazione. questi comitati, dall'appello di René Mao, che appare insieme a Teresa Foscari e alla contessa Cicogna alla fine di questo documentario, dall'appello di René Mao, sono nati i comitati privati, in gran numero. A un certo punto sono stati 52, oggi sono ancora 27 di 11 nazioni, riuniti in un'associazione che, da quando sono andata in pensione dalla direzione delle gallerie dell'Accademia di Venezia, ho l'onore e il piacere di presiedere, perché ho visto nella quotidianità della vita di un grandissimo museo statale italiano, veneziano, quanto prezioso sia l'apporto di questi comitati. Però intorno a loro continua ad aleggiare questa antica, diciamo, sospetto di Vittorio Cini, che ancora in qualcuno è profondo e radicato. Cosa fanno? Fanno dei balli, fanno della mondanità, esprimono un amore profondo per la nostra città, che condividono con i nostri funzionari, con le nostre soprintendenze, con le nostre università, con le nostre curie, con la curia, e molto anche con i nostri privati. È un mondo molto molto interessante che forse bisognerebbe conoscere meglio, e che alle sue origini, in quegli anni in cui è stato girato questo bel documentario, riflettono anche una fiducia negli organismi internazionali, qualcosa di cui oggi, con le guerre di questi tempi, con diciamo la sfiducia nella NATO, in tutti i possibili organismi internazionali, siamo arrivati agli antipodi nel giro di 60 anni. Bene, in quel momento c'era una vera speranza nell'unione delle forze internazionali, e c'era per moltissimi problemi. Studiando ad esempio a Vicenza l'origine del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio,
Si vede come Renato Cevese pensava che anche per le ville venete la salvezza potesse derivare, la salvezza, un aiuto fondamentale, potesse arrivare dall'UNESCO. E la figura di Vittorino Veronese, che era vicentino, era un italiano, come segretario ha avuto una grande funzione. Voglio dire solo 2 cose ancora. Vale a dire che il fatto che questa unione internazionale fosse avvenuta per un grande tema che era quello dell'innalzamento dei templi di Abu Simbel dopo la costruzione della diga del lago Nasser, avvenuta nel 1960, aveva creato una grande palestra. C'erano ditte italiane, c'era una figura di soprintendente italiano, Piero Gazzola, il soprintendente di Verona, lui era un piacentino, e fu lo stesso Gazzola che proprio a Venezia nel 64 firmò con 20 firmatari internazionali, 23, la Carta di restauro, la Carta di Venezia, un documento che ha fatto scuola per il restauro almeno a livello europeo. Quindi c'era un vero e proprio movimento che credeva in questo, senza naturalmente volersi sovrapporre allo Stato, ma integrarsi nell'azione dello Stato. E a me fa molto piacere quando sento il soprintendente Magani che dice che i comitati fanno ancora uno straordinario lavoro di cucitura, la stessa cucitura di cui parla, Rammendi, di cui parla Renzo Piano a Milano, rispetto ad esempio ai grandi investimenti dello Stato in un'impresa come quella del Mose. Allora, per me, che da storica dell'arte e da volontaria presidente dei comitati, vorrei scrivere una storia di questa grande esperienza, che è unica, perché a Firenze, che pure fu colpita dall'inondazione del 66, ci sono tante università straniere, ma ci sono pochi comitati, anche i Friends of Florence sono molto potenti, collaborano con la nostra Save Venice, che stasera è rappresentata. Ebbene, sappiate che questo documentario verrà proiettato anche il 27 di marzo, in occasione dell'Assemblea annuale dei comitati. Ho avuto il piacere di invitare, di ottenere la disponibilità di Donatella Calabi, e quindi la vivremo come un momento in cui i comitati rivivono la propria storia proprio per lanciarsi verso il futuro alla luce di quel passato che dobbiamo sempre tenere presente. E adesso vediamo insieme questo. Grazie. Grazie.